Roberto Fata e il maestro Rossano che dà le linee guida del ballo tradizionale sardo, quello che si usava quando ancora non esistevano le discoteche e quando ancora in pochi avevano gli strumenti musicali con radio, giradischi. Si usava in tradizione in ogni paese avere una piazza dove si ballava il ballo sardo.